eccellenza che ricominci. Buonasera a tutti, bentrovati. Appuntamento con Second Life, appuntamento del giovedì, come abbiamo spostato già dalla settimana scorsa in vista anche della stagione estiva, dalle 20:15. Come oggi un calciatore, un presidente, dirigente, ma soprattutto asset manager della Corte del Sole, e quindi il nostro rapporto tra lo sport e l'imprenditoria in questo caso è veramente rappresentata a tutto tondo da un solo personaggio come Federico Nieto. Ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Federico, tu ancora giochi al calcio, sei stato a lungo presidente, sei stato colui che è stato chiamiamolo il protagonista del grande salto della San Marco dalla seconda categoria, mi pare sia partita. Siamo partiti dalla terza, in verità, addirittura. sì. Fondatore insieme a 4 amici, 2 su tutti sono andati avanti con me, sono riusciti a sopportarmi in questa passione e a trascinarmi alla vittoria dei campionati, appunto, dalla terza alla seconda, dalla seconda alla prima, dalla prima alla promozione, fino a culminare nel campionato di eccellenza, che era una delle sfide che ci eravamo posti, oltre che divertirci, vederci e trascorrere del tempo assieme, visto che facciamo un po' di fatica a incontrarci durante la settimana, e quello era stato lo stimolo iniziale di poterci rivedere, ritrovare, visto che il lavoro ci aveva portato un po' a tutti distanti rispetto alla nostra frequentazione, e quindi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso sportivo. Poi ci piaceva l'idea di vincere, di fare le cose fatte bene, e quindi diciamo che sia Marco che Mauro mi hanno affiancato e mi hanno dato supporto, e siamo riusciti in questo modo a portare a casa questi risultati. Peraltro, rispettando appieno quelle che erano le aspettative iniziali e le tappe che ci eravamo prefissati. Per noi è un sogno bellissimo da raccontare, un sogno che si è avverato perché, al di là di tutto, quando ci si trasferisce sul tema calcio, le emozioni, almeno per quanto mi riguarda, poi qualcuno ancora quando mi sente parlare, raccontare, dice perché, cioè, il calcio a qualcuno effettivamente non comunica granché. Però a me e ai miei amici invece, e credo a tanti italiani, credo a tanti europei, insomma, a sempre più gente nel mondo, comunica tanto. Siamo riusciti, poi io ho dovuto mettere una pausa a questa esperienza che era veramente travolgente. Da dirigente la pausa. Da dirigente, assolutamente. Infatti 2 anni fa ho ceduto le quote delle attività, insomma, della San Marco a una compagine di imprenditori e operatori del settore di buona volontà di Assemini, capitanati da Walter Medda, che è un imprenditore A sua volta, a sua volta, esatto, sempre un appassionato, un altro che è sempre stato all'interno del calcio, di Assemini, e si è fatto carico anche lui un po' della responsabilità sociale di non far cadere questo lavoro, questo progetto che appunto ha trovato fino a quel momento lì una bellissima realizzazione, e alcuni suoi amici, tra cui Sandro Stara e altri, insomma, che adesso sempre di più, e speriamo sempre più si avvicinino e siano determinanti per questo progetto, ecco. Nel frattempo siamo andati avanti, già 2 campionati di eccellenza, anche se purtroppo
Questo da concludere con chi con quelli di buona volontà, giusto? Esattamente, con quelli di buona volontà, perché senza di quelli c'è poco da fare. Sta andando benino, la San Marco appunto registra tuttora dei risultati sempre crescenti, perché abbiamo aderito alla nuova iniziativa appunto di Per questo fare un parlavo di sì. buona volontà, Mh. delle 8 squadre che dall'11 aprile si contenderanno il passaggio di categoria, perché sapete la formula che è stata ideata per far concludere o per tenere vivo in qualche modo il campionato di eccellenza è stata quella di, chiedere, alle diverse società se volessero partecipare a questo mini torneo. Non ci sono retrocessioni anche per chi non partecipa, e si sono fatte avanti 8 squadre che si contenderanno appunto in questo mini torneo, si contenderanno appunto il passaggio in Serie D. E tra cui la nostra. C'è anche la San Marco di Assemini. Senti, io adesso la chiamo San Marco Assemini, ma la San Marco nasce a Monserrato, ricordo male? Sì, la San Marco nasce a Monserrato e nasce con pochissima struttura, con pochissima disponibilità da parte degli enti locali di poter garantire dei campi e delle strutture appunto idonee per poter disputare i campionati, quindi siamo dovuti organizzare, abbiamo fatto un po' i nomadi, siamo passati per Monserrato, andando per Monastir che ci ha ospitato per una stagione, e poi abbiamo una stagione e poi ripetutamente 2 stagioni successive in eccellenza abbiamo avuto modo di giocare a Monastir, siamo stati a San Sperate per 2 anni, abbiamo disputato le partite domenicali lì del campionato Anche se anche di già coppa. eravate a Semini però. Anche se già eravamo a Semini, siamo stati presso i campi di Girau, tra l'altro Girau in un primo step della nostra storia ha fatto parte anche della compagine sociale, perché c'è da dire che dopo il passaggio di categoria dalla prima alla promozione ci siamo dovuti rinforzare, abbiamo aperto le nostre porte a nuovi soci, per consentirci appunto di poter anche già solo contribuire attraverso la disponibilità di una struttura e quindi poter in un modo o nell'altro dare una mano a quella che erano le nostre poche disponibilità economiche e finanziarie, insomma, perché al di là della passione ci siamo ritrovati, ci siamo traghettati, abbiamo traghettato noi stessi e la nostra organizzazione in ambienti organizzativi abbastanza complessi. Sappiamo tutti che un campionato anche solo di prima categoria è un campionato impegnativo. Immaginate quando poi ci siamo ritrovati a disputare un campionato di promozione e poi di eccellenza. Quindi ci sono dei budget importanti, perché molti giocatori, appunto, varcata la soglia della prima categoria, iniziano a concepire lo sport come Un lavoro semiprofessionistico, è dai. così, un lavoro semiprofessionista, proprio così, e quindi O anche un'opportunità per trovare lavoro. ecco, stai toccando un tasto importantissimo, perché nella nostra genetica c'è proprio questo aspetto qui. Noi, al di là della passione che abbiamo sempre dimostrato di avere nella realizzazione di questo progetto, ci piaceva anche l'idea di poter unire l'utile al dilettevole, o meglio fare delle economie importanti per mantenere un equilibrio economico-finanziario della nostra piccola organizzazione da una parte, e dall'altra insegnare qualcosa, introdurre dei giocatori nel mondo del lavoro, perché purtroppo c'è da dire questo, io ho dovuto, come dire, fare esperienza diretta di questo fatto culturale. E il giocatore, avendo riposto nella giocatore di calcio in particolare, avendo riposto tanti sogni, tante aspettative, tanta dedizione, tanto impegno in uno sviluppo, in un progresso della sua carriera, talvolta trova le sue aspettative frustrate e si ritrova senza avere, come si suol dire, purtroppo per lui, né arte né parte. E quindi entrare nel mondo del lavoro non sempre è facile, anzi talvolta è difficile, perché proprio perché il giocatore che ha pensato fino a una parte della sua vita di poter fare quello di professione, poi si ritrova A a 35. 35 anni, a volte anche un po' prima, magari dipende anche lì dalla maturità del giocatore, comincia a fare riflessioni di carattere esistenziale e dice: "Ma adesso cosa farò del mio futuro?"
e però magari non ha neanche lavorato su quel percorso lì, perché magari ha migliorato skills nell'ambito calcistico, ha imparato a come fronteggiare un presidente, a relazionarsi all'interno di un'organizzazione come quella appunto calcistica, a sapersi gestire i suoi equilibri dentro uno spogliatoio, a farsi notare dall'allenatore. E quando il pallone si sgonfia? Quando il pallone si sgonfia diventa problematico, perché poi non hai, purtroppo magari sviluppato delle attitudini e delle conoscenze nell'ambito cognitivo, conoscitivo, culturale in generale, magari non hai potuto studiare, non hai potuto approfondire determinate conoscenze, settoriali che poi magari ti darebbero qualche possibilità nel mondo del lavoro, e non hai neanche potuto dedicare o non hai voluto dedicare del tempo proprio, nell'ambito del professionale vero e proprio, Certo. no, cioè intraprendere anche solo delle piccole attività lavorative, anche seppure Quindi ti sei saltuarie. ritrovato da presidente di calcio a fare l'asset manager anche all'interno dello spogliatoio. Senza ombra di dubbio, è stata una cosa che peraltro, ho fatto fatica a far condividere ai giocatori all'inizio, no, ma a partire dalla dialettica, cioè parlare in un determinato modo, parlare di organizzazione all'interno di una squadra e disquisire su alcuni elementi fondamentali che reggono un'organizzazione, per un giocatore era una lingua nuova, era una lingua, che talvolta veniva anche travisata. La cosa più semplice da dire, dice: "Ma questo sì, questo chiacchiera, questo parla molto, ma di calcio non capisce niente", perché il calcio è da una parte, tutto il mondo delle organizzazioni invece dall'altra. Invece il mondo del calcio, l'organizzazione, la squadra di calcio è un degno esempio di organizzazione. Non dico che sia un'organizzazione paradigmatica, ma secondo me, per quella che è la mia esperienza, poco ci manca, E la tua esperienza non è poca perché tu, insomma, studi come molti studenti, giochi al calcio parallelamente, perché comunque sia non nasci con la San Marco, cioè non è che sei il presidente, come capita negli amatori, che si fa la squadra per poter giocare. Tu giocavi già prima, hai sì. avuto esperienza anche alla Villa Cidrese, hai avuto esperienza in altre squadre. In quali, così, Dunque, usciamo dall'idea che io, il presidente è giocatore, ho insomma. una bellissima esperienza, come giocatore. Allora, ho giocato intanto in 2 stati diversi, in Italia, e mi son fatto tutto il settore giovanile, appunto ho fatto il settore giovanile alla scuola calcio alla Ioannes, dove ho avuto modo di conoscere giocatori che poi campioni, che sono affermati come Andrea Cossu, Matteo Mancosu, persone che poi sono rivelati campioni. Ehm, Poi ho terminato il settore giovanile alla San Mauro per proseguire l'ultimo anno di settore giovanile alla Villa Cidrese, dove ho assaporato, toccato anche il come dire, l'emozione di frequentare, vivere lo spogliatoio della prima squadra, che all'epoca disputava un campionato di Serie D. Ma nel Allenatore? frattempo, Meleo? Bernardo Meleo, assolutamente sì. Quindi di alto livello Sì, anche sì, sì, come sì, avevo Sergio Melis come allenatore della Juniores nazionale, che poi alla fine era lui il mio allenatore, e Bernardo Meleo era quello a cui si ambiva, insomma, di poter dal quale si ambiva di poter ricevere una convocazione, ecco. Poi proprio quando un pochettino mi stavo innamorando di questo mondo, ho avuto un'opportunità che non mi son lasciato scappare, che è quella di terminare il mio percorso formativo delle superiori negli Stati Uniti. E quindi ho avuto poi lì la soddisfazione di poter giocare in un ambiente calcistico che era decisamente indietro rispetto al nostro, cioè era un piacere tirare fuori gli skills, appunto le imparate in Italia, in America, facevo, come si dice nel nostro settore, fenomeno. facevo la differenza, capito? Una facile differenza, insomma, non perché Ti fermo avessi. qui un attimo, Sì, perché negli ultimi tempi è capitato c'è addirittura una società che, offre a studenti e calciatori italiani la possibilità di fare un'esperienza negli Stati Uniti per studiare negli Stati Uniti. Vengono inseriti all'interno dei college e vengono selezionati dai calciatori. Recentemente mi bellissimo. viene in mente l'esperienza di, adesso non ricordo il nome, del calciatore della Reggiana, che dopo aver ottenuto la promozione dalla C alla B ha lasciato la Reggiana perché gli è capitata questa grande occasione di andare negli Stati Uniti. Occasione che viene fornita anche ad altri ragazzi che, finito il settore giovanile, siccome devono scegliere cosa fare, gli prospettano la possibilità di fare questa esperienza e magari verificare anche
oggi gli Stati Uniti sono diversi probabilmente anche da 10 anni fa, la possibilità di far carriera negli Stati Uniti, ma contemporaneamente fare una grande esperienza. Quindi la certezza è la grande esperienza e la fase di studio negli Stati Uniti. La possibilità è che possano sfondare il mondo del calcio attraverso questa esperienza, ma anche che possano tornare qui e aver comunque maturato quella che è la certezza del dopo calcio, che è quella che molte volte sfugge a Mi molti. stai dicendo una cosa bellissima, che io non conoscevo ed è sorprendente, però di fatto ha poco da sorprendermi, perché all'interno di quella cultura lì, come appunto stavo dicendo, cioè, al di là del fatto che io lì potessi anche fare la differenza e quant'altro, ma era il sistema che promuove i singoli, no? Tutto ciò che io ho vissuto negli Stati Uniti in una esperienza molto concentrata di meno di 12 mesi, meno di un anno, mi porterebbe a pensare che ci siano poi iniziative di questo tipo. Io ho avuto la fortuna, a conclusione proprio del mio percorso formativo, perché lì mi sono diplomato, ho avuto la fortuna di essere stato chiamato da 3 università diverse: Muskingum College, Ohio State University e Dayton University, che sono assolutamente qualificate e referenziate, sono ottime università, proprio per aver, oltre che essere riuscito a conseguire dei buoni risultati a livello scolastico, insomma, tutto sommato mi facevo rispettare anche da quel punto di vista lì, però al di là di quello loro valorizzavano l'aspetto sportivo e calcistico, no, perché si crea un senso di appartenenza, di identificazione, cioè tutto ciò che può essere valido e funzionale alla valorizzazione del sistema, che si chiami Stati Uniti, che si chiami Stato dell'Ohio, che si chiami poi università, diventa da valorizzare, diventa ossigeno e acqua potabile per queste organizzazioni. E questo è quello che ti fa sentire, quello che ti fa valorizzare, quello che invece sicuramente a livello locale non abbiamo, c'è una cultura completamente diversa. Io ti posso testimoniare che il ritorno mio in Italia non è stato assolutamente facile anche di quell'esperienza lì. Anzi, semmai, anziché essere valorizzato per un'esperienza di quel tipo, che rifarei altre milioni di volte, perché per me, poi per il mio percorso formativo, è stata una delle esperienze, se non l'esperienza più importante, una delle esperienze più importanti, più formative. Per quanto mi riguarda, per quel che riguarda il mio percorso accademico, il mio cursus honorum locale, è stato solo che penalizzante. Tanto per incominciare, adesso non voglio tediarti e aprire su questioni che ormai hanno più di 20 anni e che fanno parte del passato quasi dimenticato della mia storia, del mio percorso formativo, ma ti posso testimoniare appunto che all'interno del mio ambito scolastico, i miei docenti, tutti coloro che avrebbero dovuto valorizzare e vedere come un fatto positivo, costruttivo e formativo la mia esperienza negli Stati Uniti, invece non l'hanno assolutamente interpretata così, anzi. Non importa, per me lo è stato, quindi è stata una parentesi abbastanza circoscritta della mia vita, che mi ha però lasciato questo tipo di ricordo, questo tipo di esperienza, come da una parte la valorizzazione di una conoscenza, di una dote, Certo. e in più veniva assolutamente messa a sistema e funzionalizzata per il sistema stesso. Dall'altra parte invece era uno strumento, anziché di arricchimento, era uno strumento di penalizzazione, cioè come per dire: se tu partecipi, se tu fai lo sport a livello agonistico in maniera anche seria, in modo magari anche, come dire, qualificato, non va bene perché dovresti fare quello e non dovresti Per studiare. fortuna stanno cambiando i tempi anche in questo senso. Ora c'è l'idea dei licei sportivi, c'è la possibilità Meno male. di scuole di questo tipo dove lo sport è messo in primo piano, soprattutto per chi mostra già di avere un talento, di avere questo indirizzo, questa capacità di poter, per fortuna, perché La San Marco è anche un po' una risposta a questo, cioè io mi son portato appresso questo ricordo che lo sport fosse uno strumento di penalizzazione per l'inserimento o per la che poi è prosecuzione di rinnegare la nascita dello sport moderno, perché sta uscendo il mio libro e quando si analizzare come nasce lo sport, nasce all'interno dei college,
nasce attraverso Thomas Arnold, che non faceva sport, ma che utilizza lo sport proprio per questo che stai dicendo tu, per formare poi quei valori, quelle abitudini alle regole, quella capacità di confrontarsi, quello spirito di sacrificio che è utile nella vita di ogni giorno, soprattutto all'interno del mondo imprenditoriale. Simona dice: quanto e come l'esperienza fuori all'Italia ti ha formato nell'essere imprenditore? Ma mi ha formato, tantissimo, è stato determinante, sempre in relazione al fatto di poter imparare a stare, all'interno di un'organizzazione, cioè l'impresa è un'organizzazione. Nella carta d'identità di qualsiasi impresa c'è scritto prima di tutto organizzazione. Quindi, stare in un ambiente, che di organizzazione ne sa tanto, che vive attraverso l'organizzazione, che, la mattina prima di iniziare, l'attività di studio e di apprendimento delle scuole, ti ricorda che appartieni a un'organizzazione attraverso il giuramento di fedeltà alla bandiera americana. Qui erano 20 anni fa erano parolacce, parliamoci chiaro. Cioè, erano forse anacronistici per quello che è stato il nostro trascorso, dal dopoguerra a oggi, quindi forse, parlare di bandiera, saranno una decina d'anni, forse 15 anni che, Devo dire che in questo senso io sono uno di quelli che è convinto che, soprattutto quando si tratta di partecipare a grandi manifestazioni o a partecipare a manifestazioni all'esterno dell'isola, noi nella nostra indole come sardi ce l'abbiamo noi questo della sì, è bandiera. vero, Questa bandiera, l'appartenenza di partecipare come sardi, anche verissimo. se fai parte di un'altra nazionale, cioè ce l'abbiamo Verissimo, dentro però di dobbiamo noi. declinarlo meglio secondo me, perché, per certi aspetti è vero, ce l'abbiamo, per altri poi diventa un po' più difficile ricordarcelo quando all'interno di questo sistema assumiamo dei ruoli dirigenziali. E Proprio è vero. quando parlo di sistema. Lo sentiamo nello sport e non lo sentiamo nell'imprenditoria, magari nel mondo Non li sentiamo politico. nell'imprenditoria, non li sentiamo neanche nel mondo della pubblica amministrazione, nell'ambito Esatto, politico, gestionale, lato sensu, cioè nella gestione del pubblico e del privato. Cioè ci dobbiamo assolutamente. ricordare che siamo salvi anche quando diventiamo importanti. Se dovessimo fare un parallelismo, i nostri parlamentari, i nostri senatori sarebbero i convocati nella nazionale azzurra dal punto di vista politico. Non ci vanno con la bandiera sarda molto spesso. Guarda, io No, non sono un dico perito di genericamente, lo dico io, non sono un pe no, ma non voglio essere politically correct, è che non sono particolarmente ferito di politica, ecco, tutto qui. Quindi non saprei bene cosa, però posso dire che sia nelle organizzazioni pubbliche che in quelle private io ho osservato questo come esperienza diretta. E invece, tornando alla domanda della signora, è indubbio che l'America da questo punto di vista qui, almeno l'America che ho conosciuto io, poi non so quella che sta sviluppando, quella che si vive ora, ma credo che sia rimasto più o meno nella caratteristica, nel DNA degli Stati Uniti, anche perché son nati grazie a questa dall'eterogeneità alla concezione di un unico sistema, appunto il pluribus unum, certo. quello che è il loro motto, no, e, posso testimoniare che quella è stata una grande scuola di organizzazione. A proposito di, spunti in termini organizzativi, sarebbe bello inserire io ho avuto la fortuna di conoscere all'università un professore, assolutamente dal mio punto di vista, molto, molto preparato e che mi ha dato una grossissima mano a concettualizzare tanti di questi concetti qua, che è Pino Usai, Giuseppe Usai, che, col quale si parlava di questi argomenti qua e si riteneva fondamentale, importantissimo inserire come materia, la teoria dell'organizzazione già dall'asilo possibilmente, Eh cioè. sì, assolutamente sì. E intanto ti presento un po' Mab. Mab Business TV in questo caso, come vedi, è già la struttura è una struttura che è un riferimento per gli imprenditori, dove vengono gli imprenditori, partecipano gli imprenditori per acquisire, per imparare, ma anche per insegnare. E sono i primi che partecipano anche alla nostra trasmissione. Andrea Pod, ad esempio, il co-founder di Mab Co, ti chiede: Federico, complimenti per il grandissimo lavoro svolto in questi anni. Quali sono i consigli che daresti oggi a un giovane che vuole intraprendere una carriera imprenditoriale e manageriale?
Ringrazio per i complimenti. Ritengo di non aver fatto nulla di che, nel senso che, sono ancora anch'io in fase Però in formativa. fase formativa, però diciamo anche che una fase formativa dove sei riuscito, forse anche attraverso l'esperienza che hai fatto, a, superare quelli che sono gli ostacoli che molte volte trovano tanti giovani come di tu in partenza. Sì, Cioè dico una banalità su tutte, saper cogliere le opportunità. Io, non ho mai fatto non sono mai stato particolarmente schizzinoso da questo punto di vista qui. Ricordo che ero all'università e grazie a un'amica son riuscito a entrare, che peraltro era la zia di una mia fidanzata dell'epoca, sono riuscito a entrare in un'organizzazione che faceva corsi di formazione, che effettivamente per necessità organizzative, finanziarie, economiche della struttura non poteva darmi chissà quali soldi, cioè mi dava proprio un piccolissimo compenso, ma per me era più che sufficiente, e ne ho approfittato per avere la prima esperienza lavorativa. Cioè in quel contesto lì giocavo a calcio e già qualche soldino riuscivo a raggranellarlo così. Studiavo all'università e ho cercato di non perdere tempo all'università, perché poi alla fine sono riuscito a laurearmi praticamente regolare. E nel frattempo cercavo anche di lavorare, di apprendere, di farmi qualche altro soldino, imparando, qualcosa di nuovo e maturando delle esperienze formative. Ho sempre avuto questo pensiero che, bisognasse imparare a fare qualcosa più che, concentrarsi unicamente su una cosa, sull'unico arrivati. e cercare un attimino di maturare più esperienze possibili. Poi bisogna essere bravi anche a selezionare, per carità, perché poi le opportunità capitano. E la stessa cosa mi è successa nel mondo dei settori, cioè nel mondo dei centri commerciali, nel settore del quale ancora mi occupo, visto che appena sono entrato in questo mondo qui, mi è stato data l'opportunità a condizione che io fossi disponibile ad andare in Cina, perché in quel momento lì il mio gruppo aziendale stava, facendo degli investimenti in Cina. E quindi a 23 anni, 24, mi è stato detto: "In Sardegna qui non abbiamo null'altro da fare", il presidente dell'epoca mi disse così, poi la storia in È effetti cambiata, è cambiata e c'è stato bisogno di tornare in patria e dare una mano anche importante, perché d'altronde la Corte del Sole non è nata in acque, troppo felici, troppo serene diciamo, e quindi sono dovuto tornare. Però intanto, la prima scommessa, la prima proposta è stata: devi andare in Cina e poi se va bene devi andare anche in Russia e ti devi trasferire lì. Col fatto che non ho avuto dei processi di apprendimento, cioè era un grande punto interrogativo, quindi bisogna un po' investire su se stessi, cioè non mi hanno tracciato un percorso come a volte i giovani oggi si aspettano di avere, tante certezze sul domani, no, dice: "Fai 3 mesi qua di apprendimento, certo. poi ne fai 2 lì". Quelle effettivamente sono delle esperienze che uno può maturare in un contesto organizzativo assolutamente strutturato, dove però poi i percorsi di apprendimento è vero che sono più strutturati, ma quelli di crescita è normale che Certo. siano anche più lenti. Quindi, tutto sta nel cercare di fare anche una valutazione il più possibile, congrua del rischio, dei rendimenti, ma su noi stessi, prima di tutto su noi Assolutamente sì. stessi. Tra poco vedremo anche altri messaggi, vediamo, sono arrivati tantissimi saluti. Torniamo al calcio, quindi tutti questi concetti li hai applicati nel calcio, hai tentato di applicarli nel calcio, partendo da quella che era una realtà che era tutt'altro che facile, perché hai detto tu, nel calcio, nel nostro calcio si è abituati a mettere tanti soldi, a prendere sempre più forti, a Prende pagare, così. cioè vincere così. E, rischio di essere monotematico, torno al concetto dell'organizzazione. Allora, nel mondo del calcio, ci sono Ecco, da tantissimi dove sei partito? schemi. Ecco, io son partito da abbiamo, fatto una raccolta, abbiamo fatto un passaparola. Io ero uscito dal mondo del calcio perché, a 23 anni, quasi 24, sono andato a lavorare per questa azienda che appunto era una multinazionale che aveva dei progetti, in tutto il mondo. Siamo tuttora una società che
guarda in Italia, ma guarda anche all'estero nelle attività che svolgiamo, e abbiamo maturato dell'esperienza che sono partiti addirittura dall'estero come gruppo, come Policentro. Parto a Milano appunto nella prospettiva di andare all'estero, vado in Croazia, non sono partito né in Russia né in Cina perché non c'è stato bisogno di andare lì, e tra progetti esteri e progetti nazionali io son tornato nel mondo del calcio a 30 anni, quindi dopo 6, 7 anni tu capisci bene, lo sai benissimo perché sei una persona estremamente dotta del settore, che uscire da un mondo come quello del calcio, che consentimi il sostantivo a un livello di obsolescenza, faccio un prestito linguistico e lo porto sul mondo del calcio. È molto, molto, molto notevole, insomma, uscire da lì, vedi molti giocatori che per te erano punti di riferimento, che magari hanno appeso le scarpette al chiodo, altri che invece neanche conoscevi, che magari erano ancora nel settore giovanile, diventano i punti di riferimento. Dopo 7 anni c'è un cambio generazionale già importante. Quindi niente, con i miei amici, proprio solo buona volontà, ho ripreso in mano un attimino alcuni contatti, qualcuno è venuto con noi a giocare, qualcun altro era addirittura un imprenditore della Corte del Sole che era lì per smettere, ma che era rimasto affascinato, Andrea, da questo progetto qui, e abbiamo attivato delle reti, no? Dice, vediamo chi gioca, chi vuole. Parlando di Andrea Cappiari si chiama, sì, un ragazzo che giocava al Carbone, ha giocato sì, con noi, è stato capitano fino alla prima categoria, per essere poi sostituito da quello che io ritengo storico, che è Gigi Pilleri. Mitico Gigi Anche Pilleri. Gigi stava smettendo. Gigi lo conosco da un'eternità, quando era ragazzino al Quarto Sant'Elena, quindi Ecco, Gigi che per me è un campione mancato, è veramente stato molto forte. cioè per me non è mancato perché io l'ho visto giocare, ci ho avuto a che fare, però magari per quello che poi ha ottenuto non è sicuramente Certo. uno che ha ottenuto tantissimo, se non a livello locale. È come tantissimi purtroppo, mi come sento di dire, giocatori sardi. Giada faceva una domanda, così vediamo un po' se riusciamo magari a avere la stoffa. Ah no, ecco, Federico è un esempio di sportivo, di imprenditore, di manager che ha fatto e fa la differenza per le persone che incontra. Sentire la sua storia qualche settimana fa mi ha davvero colpito. E poi ancora la stoffa del manager la vedi quando ottrae ottimi risultati da condizioni di difficoltà di partenza e senza tanti mezzi a disposizione. Beh sì, Ancora una domanda, Federico, quali sono secondo te gli aspetti più similari tra il fare azienda e il mondo sportivo? No. Beh, intanto sono condizionati in questo momento più che mai Dagli eventi. dagli eventi, e sono entrambi non si possono fare soltanto con gli ideali e con la buona volontà, ma hanno bisogno di risorse importanti, ingenti, in particolare risorse umane di valore, di spessore, e quindi risorse economiche e finanziarie. Dopodiché nel calcio, più che in altri settori dove magari prevalgono altri elementi, tra cui elementi materiali, elementi se vogliamo anche inanimati, nel calcio, ed è bello per quello, prevale la valorizzazione della risorsa umana, che è un concetto che ovviamente attiene a tutte le imprese, perché prima di tutto le imprese sono soggetti umani, sono sistemi composti da soggetti umani, sono organizzazioni, ribadisco. Però nel calcio è tutto lì. Cioè nel calcio il risultato non è composto dalla funzione industriale che produce un prodotto che poi deve essere valorizzato, che poi deve essere distribuito, che poi deve essere venduto, che poi deve essere preso. Nel calcio c'è l'uomo, una palla e altri uomini. Cioè ci sono degli uomini, due organizzazioni. Cioè se nell'ambito dell'imprenditoria comunque sia ci sono tutta una serie di aspetti, esatto. Ci sono altri aspetti. Quindi la parte umana concorre magari per il 30-40% del risultato di un progetto, nel caso del calcio è l'uomo che concorre al 100%, e soprattutto l'organizzazione, perché nel gioco di squadra ancora di più, cioè nel senso che non basta avere il calciatore che dà il 100% se non lo fa in armonia con tutto il resto. Ho paura di tirare fuori degli assolutismi e delle definizioni assolutistiche, però la squadra di calcio potrebbe essere l'organizzazione per eccellenza. E quindi
ha un aspetto dal mio punto di vista paradigmatico rispetto al mondo delle imprese, rispetto al mondo delle organizzazioni no profit, rispetto alla pubblica amministrazione stessa, per esempio. Però ti capovolgo la domanda, Sì. perché è quanto la consapevolezza di questo tra i calciatori può essere utile a migliorare il calcio, cioè quanto far capire che i calciatori sono imprenditori di se stessi o sono anche imprenditori che fanno parte di una catena di imprenditori o di un'organizzazione di imprenditori, poi finisce per essere funzionale al successo che loro inseguono. Devono cercare di avere consapevolezza, cioè non devono emarginarsi. Se pensano di, avere quello scrignetto dove dice: "No, io sono calciatore". Io molte volte quando Che vedo che cosa ci sono delle squadre che non funzionano, soprattutto quando non arrivano i risultati, dico che la tendenza è l'autoconservazione dei singoli calciatori a tutelare la loro ditta individuale. Bravissimo. Il concetto è tutto lì. Non ho altro da aggiungere. Nel Ehm, senso che se tu però anche lì ci sono livelli e livelli, no, certo, mi spaventa il fatto che il calcio possa diventare anche a livello se questa è una definizione che vale a livello dilettantistico, e il dilettante è perdonato che abbia questo tipo di visione delle cose, no, dice: "Io sono un giocatore, gioco a calcio e poi non ho bisogno di approfondire più di tanto le mie conoscenze pratiche, cioè i fondamentali, sbagliato. Non ho bisogno di acculturarmi e capire meglio determinati concetti di tattica, sbagliato, perché tanto so che la devo dare a lui, poi me la ridà, io vado in porta, cioè sbagliato. Non ho bisogno di allenarmi il fisico perché tanto mi posso bere 8 birre che tanto domani son bravo lo stesso cioè sbagliato. Non è sbagliato bersi le 8 birre, è sbagliato pensare che che il l'indomani giorno possa renderla allo stesso modo. certo. Quindi questo è perdonato al dilettante, quindi tanto più questa cosa qui riesce a gestirla, a migliorarla e a mettersi in discussione, a dire: "No, il calcio è una cosa e tutto il resto è un'altra. Tu di calcio non capisci, il calcio lo conosco io". Ecco, quell'approccio tipicamente da persona che, magari non ha avuto altre esperienze culturali, non lo posso perdonare a livello sistemico. Cioè, qui si sta parlando di giocatori sempre di più, ne parlavo peraltro da poco, sempre di più di, squadre, club, grandi club che non vengono identificati come sistemi, ma vengono identificati come soggetti collettori di individualità importanti di aziende che partecipano a un campionato. Cioè Parte Spiegandolo in cioè è poche come se parole, fosse cioè una selezio esatto. Ronaldo che, di per sé deve essere, concettualizzato all'interno di un'organizzazione come la Juventus, come un'azienda che collabora con un'altra azienda, non un'azienda che fa parte di un'azienda che collabora con un'altra azienda. Qui, secondo me, ripeto, mentre nel settore del dilettantismo ci possiamo permettere determinati, anche misunderstanding e possiamo permetterci che ci siano anche degli scostamenti interpretativi rispetto a quello che invece è la realtà delle cose, che diventi sistemico, che diventi un fatto ammesso a livello planetario, che il calcio diventi un qualcosa del genere, mi preoccupa e secondo me è un fatto che comunque non porta a dei risultati positivi. È un fatto ciclico che è in essere, ma che nel lungo periodo non porterà a risultati positivi. Per un motivo molto semplice, che il tifoso, che è quello che tiene viva il calcio, segue la club, segue la squadra e anche se si sta manifestando sempre di più un concetto quale quello che seguo Ronaldo Ronaldo spero che non gli fischino, lui ma No, tanto non gliene certo, è frega chiaro, figurati. non gliene frega, non ci pensa No. Ronaldo. Ma un Ronaldo di turno, che ha un suo seguito importante, secondo me non potrà mai essere dal punto di vista della riuscita, almeno nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo, non potrà mai dare lo stesso risultato che dà un sistema vero, composto da soggetti umani e composto da tutto quello che un'organizzazione può creare. E poi, insomma, viene meno la figura del calcio. Si sa che quando prevale, lo stavamo dicendo prima, per il nostro problema Però genetico, no? devo dire che nel calcio moderno, nel nostro purtroppo, io ne soffro particolarmente di questo, è una cosa accettata quasi dai tifosi.
l'idea che il calciatore debba fare la sua carriera, debba produrre e che non partecipi con quel Sempre di più. giuramento alla bandiera, chiamiamolo pure come abbiamo detto prima, che invece è fondamentale nel principio dello sport. Cioè ci si sta dimenticando che lo sport comunque come principio ha quello dell'appartenenza, quello di essere comunque legato a un'identità. E questa identità viene meno nel momento in cui si va a lavorare come mercenari una volta per fare la guerra, fondamentalmente, non vuole essere Perfetto. un'offesa, ma vuole essere proprio un dato di fatto, che praticamente andavano a combattere oggi per Roma, domani per Cartagine, perché comunque sia volevano vincere probabilmente anche e magari venivano pagati anche di più. Ma è questa natura allora, se si tratta di professionismo, è un concetto ben accetto, che uno vada dove lo pagano meglio, dove si trovi meglio dal punto di vista professionale, organizzativo, dove si riesce a dialogare meglio tra la società, dove c'è un rigore, o comunque un rispetto di una rete comportamentale, normativa interna che funzioni. Certo, È normale, un professionista sceglie, viene pagato anche tra questi anche il fatto certo. di fare degli investimenti in un'organizzazione stessa, fa parte del mondo delle organizzazioni, torniamo a dire. Ma che prevalga l'individualità È così. rispetto alle organizzazioni, secondo me quello è un principio di crisi del sistema organizzativo. E purtroppo, cioè, devo riconoscere che si sta verificando, cioè non è mi rendo conto che è vero che ci sono dei tifosi che seguono il giocatore indipendentemente, è un fatto, è un Sì. fatto. Indipendentemente dalla Tu squadra, cioè non guarda mi tu guarda interessa. il caso di Ibrahimovic. Ibrahimovic ha fatto parte del Milan, dell'Inter, della Juventus, ha fatto parte di mezzo mondo. Dovunque c'è Ibrahimovic comunque alla fine finiscono per adorarlo, nel senso che comunque sia il giocatore che pur dice c'è un'intervista famosissima quando lui va via dall'Inter per andare al Barcellona e alla presentazione con il Barcellona lui bacia la maglia e gli viene chiesto per quale motivo avesse baciato la maglia del Barcellona dopo tanti anni all'Inter e lui candidamente risponde al Barcellona piaceva questa cosa, il Barcellona mi pagava per fare questo e io ho baciato la maglia. Cioè per capire, ecco, queste però sono le cose che disorientano un po' il tifoso, che crede invece anche nella fedeltà, nell'appartenenza, nella Certo, partecipazione ad un progetto. Vi dico, noi abbiamo mangiato 45 minuti senza neanche entrare molto nel dettaglio, dovremmo farne certo, una serie di trasmissioni, magari stabilire il tema volta per volta. Ti porto via altri 5 minuti per ritornare un po' al calcio. volentieri. Abbiamo detto che fai parte della San Marco, la San Marco fa parte delle 8 squadre che l'11 aprile parteciperanno a questo mini torneo, chiamiamolo così per numero, dell'eccellenza, che comunque sancirà la possibilità di passaggio del turno. Iniziate con il Castiadas, secondo te di queste 8 squadre la candidata è il Castiadas, perché poi è quella che no? No. La candidata è la squadra che credo dimostrerà di poter portare a casa questo poi i tornei, cioè noi ci stiamo organizzando, ci stiamo strutturando per fare la nostra bella figura. Abbiamo un obiettivo che è quello di continuare a migliorare, perché quello è il principio cardine della San Marco. Abbiamo sempre fatto un qualcosina in più rispetto all'anno precedente. L'anno scorso abbiamo chiuso, non mi ricordo se forse terzo o quarto posto, vabbè comunque siamo andati bene. Quest'anno vogliamo ambire a continuare quel percorso, no, non c'è mai stata la parabola discendente, abbiamo sempre fatto quel qualcosina in più, anche all'interno degli stessi campionati, non necessariamente abbiamo fatto la scalata di anno in anno Certo. alla categoria successiva. Quindi se continuiamo quel percorso che ormai fa parte della genetica, perché non possiamo sognare anche noi? Noi siamo lì e ci giochiamo questo torneino. Tanto ci siamo rimessi piacevolmente le scarpette tutti quanti, Avete abbiamo perso qualche giocatore nel frattempo? Perché vedevo sì. l'organico del Castiada stamattina e mi sono reso conto che qualche calciatore in meno c'era rispetto a quelli che erano i giocatori della prima fase. Sì, abbiamo perso qualche giocatore, però il presidente Stara, il direttore Medda e tutta la società ha fatto insieme alla mia, come dire, supervisione, consulenza, tifo, chiamiamola come vogliamo, io non so neanche come qualificarlo ormai questa San Marco. Potrei anche dire banalmente Perché tu non tifosi. hai più un ruolo Io non ho più sei un calciatore e nessun basta. ruolo esatto, Però sei sono. l'ex presidente a cui maggiormente ci si appella, no? Ma sì, dai, la figura di un sorta di piccolo presidente giovane, non per il campo, ma per fuori dal campo, giovane presidente onorario, dai, qualcosa del genere. Comunque
tifoso, preferisco tifoso con la T maiuscola. Sono state fatte delle scelte, tra cui quello di sospendere anche tutti quelli che potevano essere i pagamenti dei rimborsi immediatamente dopo il Covid. Abbiamo terminato, sono stati terminati appunto gli stipendi, di pagare quei rimborsi, stipendi. Sì, ho visto che probabilmente anche altre squadre hanno fatto questo. Qualcuno, quasi tutti hanno fatto così, certo. Qualcun altro invece magari si è proposto in modo un po' più aggressivo in senso commerciale del termine, no? Dando qualche soldino in più, magari questa è stata una motivazione importante per i giocatori. D'altronde Ma ci sono stati che passaggi da una squadra all'altra in questo periodo di vacanza? c'è stato anche in questo un ulteriore passaggio, ecco, non sapevo di questo. si è aperta una piccola finestra di mercato per consentire a queste squadre che hanno deciso di partecipare a questo torneo che dovrà determinare poi le sorti dell'eccellenza, di poter giovare Voi chi avete acquistato? Noi abbiamo preso Habib, che è un centrale difensivo. Giocava? Ha giocato anche a Monastir di recente, poi se non sbaglio anche alla Ferrini. Stiamo valutando alcuni altri giocatori, qualcuno ce l'abbiamo in prova, qualcun altro già firmato, però stiamo costruendo. Abbiamo preso anche il portiere, Enrico Galasso, stiamo valutando un attaccante, stiamo in trattativa con un po' di giocatori, ma io da questo punto di vista qui sono abbastanza ortodosso, non mi piace parlare delle trattative, delle cose che abbiamo in corso. Anche se stiamo parlando di giocatori Lo so, però, di un livello, però diciamo che ero così anche quando eravamo in terza categoria, abbiamo fatto le cose in questo modo, ci troviamo bene così. E Bebbo come sta? Bebbo sta benissimo. Bebbo è grintossissimo, ha tanta voglia, è carico a 1000, come è giusto che sia, perché poi anche per loro, anche per gli allenatori, rimanere fermi così è stata sicuramente una penitenza importante. Quali sono le 8 squadre? Allora, San Marco, Castiara, Atletico Uri, Nuorese, sì. Nuorese, vedi, è una delle... Guspini, mi sembra che abbia anche lei aderito. Ne mancano altre 3. Siamo iperfocalizzati sul nostro da fare. Esatto, focalizzeremo l'attenzione sul campionato d'eccellenza adesso che riprende l'11 aprile, magari convocheremo anche in qualcuna delle nostre iniziative il presidente Cadoni, che ci racconterà, anche se poi la competenza è passata a livello nazionale, giusto? Sì, anche se poi la gestisce comunque C'è stato un momento dove un po' si passavano la palla, ci si palleggiava, un po' intervistavano anche i presidenti. So che Sandro partecipava a ogni singola udienza di queste insomma attività che svolgevano di consulto, si cercavano di capire cosa si dovesse fare. Purtroppo era difficile per tutti, lo è tuttora, figuriamoci per lo sport, quello dilettantistico. Però bello, siamo ripartiti, speriamo di non doverci né interrompere, speriamo di portare a casa i risultati auspicati, insomma. Grazie Federico, buon lavoro. Grazie a voi, è stata una bellissima esperienza, in bocca al lupo a voi. Ci sarà occasione per riprendere il discorso, perché abbiamo parlato quasi esclusivamente degli intrecci, ma non delle singole attività alla fine. Va bene. Però così. È stato comunque piacevole poter approfondire. Assolutamente. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento per giovedì prossimo, sempre con Second Life, sempre alle 20:15. Altri ospiti, lasciamo l'incognita per adesso, anche se nel programma ne abbiamo di gustosissimi. A giovedì, grazie.